Buone serate, ben chiatas con Gnovis. Ieri appena è stata salutata il figlio di un anno e mezzo a chiesa de Somame, quanche tornanti in bici, all'estate chiapazzot e copat. Alle muart così a San Martin di Voleson, a Nuf e Miege di Ir, Matteo Moro, Vinchiesi Sainz di Chiasarse. Lo hanno accertati i carabiniers che si interessi in des investigazioni per omicidi stradali. Des verifichis dai militari de arme, la vittima non aveva nessun indumen catadiotri e neanche la bicicletta era dotata di luz o di altri dispositivi di segnalazione. In tale impatto, il giovane ha sfonderato il veri dall'auto e ha svolato per una ventina di metri l'autista del veicolo. Un frutto di 24 anni di Spilimberg è stato il primo a buttare l'allarme e ha assistito la vittima fino a arrivare dai soccorridori. Un uomo di 55 anni di Udin pluripregiudicato è stato arrestato per rapine e rubarie in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in prigione dal GIP dal Tribunale. Ai 27 settembre, dopo aver rubato dos borsis di dos auto parcati fur di un manec de zone di Cividad, l'uomo ha rubato la borsa e le vetture di una femmina che però è a Cirù di Stratignilu, intanto che già all'iere lassù da une altre vetture guidate di un complice e gli è state attaccate al veicolo per qualche metri, lasciandolo qua che gli è state colpite con un pugna e muse che le ha fatte con la attiere battin la cara. Le investigazioni delle squadre mobili de questure di Udine e dal commissariato di Cividad hanno permesso di individuare l'autore dai vari reati. Udin al mette in chiam l'esercito per sicurezza e l'ordine in te zone più sensibili de città e gli è stata ratificata la decisione anticipata in taidis passati con une pattuglie di militari che 24 ore su 24 taccan di lunis e vigilerà su Borg Station e sull'ex caserme Cavarzerani di Vie Cividad. La pattuglia in origine in servizi al casello autostradale di Palme e potrà intervenire in tal caso là che i militari avviodin dai reati e sarà in collegamento costante con la sale operative de questure. La decisione è arrivata in tal corso dall'ultimo comitato per l'ordine e per sicurezza e approvata dal prefetto di Udin Massimo Marchesiello in risposta al gran numero di crimini e reati segnalati in particolare in te zone de stazione. Si è inviata in aula la discussione generale sul disegno di legge 170 voti, assestamento di bilancio bis, caratterizzato di normis multisettoriali per un totale iniziale annunziato de zonte regionali di 214 milioni di euro, ma che cumò e viaggi in bande di 300 milioni. O sentì per opposizione il consigliere Moretuzzo e per maggioranza l'assessore Zilli. Noi pensiamo che la maniera che è stata adoperata per adoperare le risorse importanti senza precedenti in che fase chi è sbagliata. Si stanno sparnicciando centinaia di milioni di euro senza un obiettivo, posticipando investimenti al prossimo anno e il rischio è di non affrontare la grande crisi energetica che imprese e famiglie hanno denanti. Viene allocato dal mese di luglio a Comò più di 1 miliardo di euro per tutti gli ambienti importanti del nostro comparto produttivo e non dome. Viene sicuramente tante emergenze anche di risolvi, si confronti con il governo nazionale per cercare di dare una risposta stabile a tutto che è il problema energetico che dopo la pandemia si è abbattuto su di noi e si convince che in queste relazioni si può dare da soluzioni innovative. Per Parniestre stiamo facendo tutto l'impossibile per garantire un'autosufficienza energetica ai nostri territori e per continuare a finanziare investimenti in infrastrutture, se non dome, anche dal lavoro e per duce calcovente per continuare a crescere e affrontare il 2023 ci rindi smarcare e di limitare la recessione.
Una perturbazione violente si è buttata giù di notte sul Friul Vignesi Giulie, ploie aiar fuart han creato no pocs di scomuts. Sotterranis e giardins plens di aghe, tanti arbui e son finiti sulle strade. Saresi e une bove ha invadut la ex provincial 42, une altre e ha creato di scomuts tra Castelnuovo e Pincian. La forte ploie ha per altri ingruessì i cors di aghe con puartadis in cressi. Recruiting Day il prossimo 25 di novembre a l'EF di San V dal Tiliment in occasione dell'avvenimento organizzato in collaborazione con l'Agenzia Umana e la stessa LEF, 15 aziende dal territorio esamineranno i candidati per dusinte di spuesti di vore. La domanda di figuris tecnicis con competencis digitals e di figuris direttivis de bande des impresis coinvoltis alla commentat ai presentazione del Job Day l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolén e la dimostrazione che il TSU produttivo dal territorio è dinamico. Rosolén ha avvisato che in Taians si è stato costruito un modello alternativo sul fronte al lavoro, creando una rete di servizi a imprese e a cui caecir occupazione. Prevenzione, responsabilità e coscienza son lis peraulis clav, tornadis a di plui voltis ai students dal Marinoni di Udin, scuole, dulà che queste mattine e ha fattappe la Corriere Celeste de Polizie di State e une aule multimediali itinerante che è da ora fa il zir di tutte Italie in tal'ambito di une campagne di sensibilizzazione per prevenzione da incidenti stradai. Tal miec e in tai spazi de scuole agents formati in maniere specifiche ad eventi mestris di sicurezza, specifiche tematiche dall'avvignimento al Marinoni a sogni e fiez dall'abus di sostanze alcolichis e stupefacenti in correlazione ai guide e ai incidenti. Anche che stan a Icre dal Friul Vignesi e Giulie la Associazione pal Consiglio dai Comuns e des Regions di Europe ha panduti il band La Europe che ovolares per progetti di educazione europeane a pro des classis tiercis, quartis e quintis dagli istituti superiors dal Friul Vignesi e Giulie. Il ban è stato presentato di che al fevele il presidente del Consiglio regionale Zanin. Il Consiglio regionale con AICRE ha organizzato questo bando per i giovani delle scuole superiori per arrivare a fare una riflessione sull'Europa. L'Europa che deve essere l'Europa non dai Stati ma delle comunità, delle regioni, delle città per arrivare a fare interesse diretto dei cittadini e delle imprese delle nostre regioni e anche per portare i frutti, i giovani, donne alle attività democratiche anche fare in modo di evitare che l'astensionismo che in questi anni sta rendendo sempre più debole le nostre democrazie. La eclisse di Sorelia è un fenomeno che la immagazzi fin de antichità, a distanza di 23 anni di che in Friul, Vignesi e Giulie e è stata un'eclisse di Soreli quasi totale, è stato possibile rivedere in maniera parziale il fenomeno, col pic massimo di coperture dal 27%. Per sua visione, la nostra regione è stata favorita a pè dal resto d'Italia. La coperture massime, per l'80%, si poteva vedere in Russia. Il fenomeno è dovuto alle posizioni delle lune che chiatansi tra il Soleli e la Tiere e proiette su queste ultime la sua ombre. Le prossime eclissi parziali visibili dome in Italia saranno ai 26 di agosto dal 2026 e ai 2 di agosto dal 2027, perché totale e bisognerà spietare il 2081. Alle dut per questa edizione di Gnovis, che torna domani. Grazie, buone serate, mandi.